Buonasera, benvenuti a questa edizione di TG Sicilia. Vediamo insieme i principali titoli. Fedeli in ansia per Papa Francesco anche in Sicilia. Oggi in tutte le chiese preghiere per il pontefice ricoverato al Gemelli in prognosi riservata. Finto avvocato tenta la truffa del falso incidente stradale alla figlia di un 99enne. L'anziano catanese scopre il raggiro e fa arrestare l'uomo. A Catania ha denunciato un estetista che iniettava filler alle labbra in un centro totalmente abusivo realizzato in casa. È stata tradita da un video pubblicato sui social. Sepolti dalla spazzatura in alcune zone del quartiere San Leone a Catania, i residenti bloccati in casa dalle discariche abusive. In mostra a Catania la cinepresa di Alfred Hitchcock fu inventata negli anni '20 da Gaetano Ventimiglia. Calcio in Serie B, il Palermo vince fuori casa 3-0 contro il Cosenza, salva la panchina di Dionisi. In C, Catania fermato sul pari dall'Altamura. A fine gara la dirigenza rossa-azzurra sbotta, gli errori arbitrali ci sono costati 10 punti. Bentrovati. Papa Francesco ricoverato da quasi 2 settimane per una polmonite bilaterale al Gemelli di Roma. Intanto oggi nelle parrocchie delle diocesi italiane si prega tutti insieme durante la messa della domenica per le sue condizioni di salute. Sentiamo Simona Mazzone. Un grande Papa e giustamente sta in un momento particolare e giustamente dobbiamo pregare per lui. Dall'Italia all'Argentina, tutto il mondo unito in preghiera per la salute di Papa Francesco, da quasi 2 settimane ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma per una polmonite bilaterale. Le sue condizioni tra alti e bassi stanno tenendo la comunità cattolica col fiato sospeso e per questo motivo in tutte le parrocchie delle diocesi durante la Santa Messa domenicale un pensiero è stato rivolto al Santo Padre. Qui siamo in una delle parrocchie di quartiere più frequentate a Catania, la Madonna della Salute, dove i fedeli si sono stretti in preghiera affinché Bergoglio superi questa difficile prova. Siamo tutti preoccupati per il Santo Padre perché giustamente siamo tutti affezionati a questa cara figura che è stata per tante persone veramente un punto di riferimento. Preghiamo soprattutto la Santa Vergine di Guadalupe, a cui lui è particolarmente devoto. Speriamo che il Signore intervenga con la sua potenza e con la sua grazia. Noi nel nostro gruppo stiamo proprio facendo giornalmente la preghiera proprio per Papa Francesco. Intanto le condizioni del Santo Padre continuano ad essere critiche, pertanto il Papa non è fuori pericolo, recita l'ultimo bollettino medico diffuso dalla Sala Stampa Vaticana, mentre la comunità si stringe forte perché ancora non lo si vorrebbe lasciare andare. Chiediamo al Signore la guarigione, perché pensiamo appunto che il Santo Padre può ancora darci tantissimo e poi ci siamo umanamente anche affezionati. Però sappiamo che la morte, cristianamente parlando, non è la fine di tutto, ma è una fase nuova che ci apre all'incontro definitivo col Signore. Speriamo che questo incontro col Signore, umanamente parlando chiaramente, possa protrarsi un po' più in là. Anche la Chiesa di Palermo si stringe in preghiera per la salute del Papa. L'arcivescovo Lorefice invita alla preghiera i fedeli e il clero. Accompagniamo questo delicato momento della malattia del nostro amato Papa Francesco, dice l'arcivescovo di Palermo, e siamogli vicino con l'affetto e la preghiera. A Catania ancora una truffa dell'incidente e del finto avvocato ai danni di una persona anziana. La vittima di 99 anni, pensate, aveva partecipato ad una conferenza antitruffa organizzata dalla parrocchia e si accorge del raggiro. Emanuela Corsi. Il metodo è sempre lo stesso. Il truffatore individua una persona anziana, la chiama al telefono, si presenta a casa spacciandosi per avvocato o carabiniere e si fa consegnare soldi o preziosi per risarcire un'ipotetica persona rimasta ferita in un incidente stradale causato dal figlio o dal nipote della vittima del raggiro. È quello che ha pianificato anche un 20enne catanese, già pregiudicato ai danni di un uomo di 99 anni. Peccato che il quasi centenario aveva partecipato ad una conferenza antitruffa organizzata dalla parrocchia e si è accorto
all'ascolto del raggiro. All'ora di pranzo il telefono di casa dell'anziano ha iniziato a squillare. Dall'altra parte un sedicente avvocato lo informava che sua figlia aveva causato un grave incidente stradale e che per risarcire la vittima, una donna in stato di gravidanza, era necessario pagare una cauzione di 16.000 euro. L'anziano, inizialmente preso dal panico, ha risposto di avere in casa soltanto qualche centinaio di euro, ma il finto avvocato si è accontentato della cifra che dopo poco è andata a ritirare. Dopo pochi minuti però ha richiamato la vittima, raccontando che la donna investita non giudicava sufficiente la somma e che voleva anche dei gioielli. A quel punto l'anziano si è ricordato di aver partecipato ad una conferenza antitruffa tenuta dai carabinieri dopo una funzione religiosa e ha capito di essere vittima di un raggiro. Ha interrotto la telefonata, ha chiamato la figlia, che naturalmente ha smentito di essere stata coinvolta in un incidente, e si è recato in caserma per sporgere denuncia. I militari dell'Arma, visionate le immagini di videosorveglianza della zona, hanno identificato il giovane catanese che era già stato arrestato per aver messo a segno un mese fa una truffa identica ad Agrigento. Turisti accerchiati e rapinati, auto usate per sfondare vetrine senza poi rubare nulla, gomme delle auto squarciate, un'altra notte di violenza in strada a Palermo. Manlio Viola. Ancora una notte di rapine, furti, violenza e vandalismo a Palermo, e ancora una volta la violenza di strada scatta proprio in quel centro città che una volta era il salotto buono. 3 turisti tedeschi sono stati aggrediti e rapinati in piazza Vigliena, ovvero i 4 canti di città. Secondo quanto hanno raccontato, sarebbero stati accerchiati da 5 persone che li hanno rapinati di cellulari, portafogli e documenti. Le vittime hanno poi denunciato tutto ai carabinieri, che hanno acquisito le immagini di videosorveglianza della zona per risalire ai responsabili. In un'altra area della città invece nuova vetrina spaccata con l'automobile in un distributore di benzina EOS. È successo in via Leonardo da Vinci. 24 ore prima era stata sfondata la vetrina di un altro impianto a Capaci. I ladri hanno rovistato negli uffici ma senza portar via nulla. Indagini in corso invece su un atto vandalico in via Piersanti Mattarella, dove sono state squarciate le gomme di 5 autovetture senza alcun apparente motivo. Venerdì scorso, in via Roma, poco distante dal luogo dell'aggressione ai turisti della scorsa notte, era stato fermato invece un cittadino iraniano che da 2 settimane aggrediva i passanti e li picchiava senza motivo, mentre ieri erano stati presi di mira le vetrine di un negozio di calzature sfondate con un'automobile. Nei giorni precedenti altri negozi di ogni sorta avevano subito lo stesso destino. Filler alle labbra in un centro abusivo. Nel catanese una estetista è stata tradita dai social ed è stata denunciata dai carabinieri. Tonino De Mano. Tradita dai video su social e denunciata per aver allestito un centro estetico in casa dove iniettava filler nelle labbra. Un ambulatorio abusivo è stato scoperto dai carabinieri nel catanese, dove in tanti si presentavano per trattamenti estetici che la donna pubblicizzava con tanto di promozioni e video su TikTok. Uno di questi riguardava un trattamento filler labbra a 130 euro sotto Natale. La donna deve rispondere di esercizio abusivo della professione di medico estetico. I militari hanno individuato su Facebook, nella pagina del mercatino dei catanesi, un video nel quale la ragazza inoculava con una siringa acido ialuronico ad una propria cliente, sottolineando gli ottimi risultati dell'intervento e pubblicizzando la sua attività, offrendo anche sconti sui trattamenti. In seguito ad una perquisizione domiciliare, i NAS hanno trovato confezioni integre di filler, alcune già utilizzate, che erano state buttate nella spazzatura, un'agenda con i nominativi dei clienti e i trattamenti eseguiti o da eseguire, con un tariffario a testimonianza che sempre più persone ricorrono rischiando a trattamenti di bellezza in luoghi non certo adatti. E la notizia riporta alla mente la tragica fine di Margaret, la ragazza di Lentini, morta a Roma dopo un intervento di rinoplastica. Montagne di rifiuti nel rione San Leone a Catania. Mentre il comune lancia un'offensiva contro gli incivili, i residenti di via Re di Puglia protestano per le discariche abusive proprio sotto casa. Vediamo. Montagne di spazzatura ad altezza d'uomo, sparse ovunque, su quel che resta dei marciapiedi, sventrati dai mezzi meccanici in occasione dei rari momenti di raccolta, ed in prossimità delle scalette, quasi off limits ai residenti di via Re di Puglia. Entrare ed uscire dalla propria abitazione non è agevole e chi resta in casa non può neanche affacciarsi al balcone. Purtroppo ci dobbiamo convivere, non ci possiamo fare niente, un bel po', mi sembra che ha una settimana che non vengono a ritirare. Eppure lei la raccolta differenziata la fa, vedo che è tutto attrezzato. Sì, come lei ben vede, abbiamo anche i sacchi messi là, a parte che i bidoni già sono pieni.
Tra il giardino di casa e le scalette ci sarebbe il marciapiede. Eccolo, somiglia ad un sentiero naturalistico. Purtroppo siamo in via delle Puglie e non siamo in via Etnea. Questo signore non ha torto. In effetti via Etnea è lontana di luce. Lì è il salotto buono della città. Qui sembra una succursale della discarica di Lentini. Esasperati i cittadini, in via Re di Puglia c'è gente che paga la salata Tari e che differenzia in modo corretto. 292 completa. E che ora dovrebbe arrivare, speriamo che non ci siano aumenti, ma siamo regolarmente che paghiamo le bollette, io gliele posso anche far vedere. Da quando hanno tolto i cassonetti, noi facciamo la differenziata dall'altra parte, ma qua non ci sono né bidoni né niente, siamo dimenticati. Serve una repressione, solo in questo modo purtroppo si può trovare una soluzione, perché qui mi credo è invivibile. Nel muro si scorge un cartello, area sottoposta a videosorveglianza, ma è solo un deterrente e lo sanno tutti. Le telecamere non ci sono ed allora servirebbero maggiori controlli. Il comune di Catania, forte di un potenziamento dell'organico della polizia municipale, ha annunciato un giro di vite contro gli incivili, ma l'offensiva riguarderà anche via Re di Puglia? La speranza dei residenti, si sa, è l'ultima a morire. Andiamo a Siracusa adesso. I residenti del popoloso rione Mazzarona scendono in piazza per dire no al centro comunale di raccolta che dovrebbe essere costruito a 2 passi dai palazzi e denunciano lo stato di abbandono di tutta la zona. Francesco Loi. Sono aberranti, i CCR sono importanti, ma davanti le case sono aberranti. CCR fuori dal centro abitato, dai balconi alla strada, è quello che i residenti di Mazzarona, popoloso rione di Siracusa, urlano ormai da diverse settimane. In questo spazio nei prossimi mesi dovrebbe sorgere uno dei 3 nuovi centri comunali di raccolta, ma a 2 passi dai palazzi. Per questo hanno deciso di unirsi e manifestare, ribadendo il loro no. Hanno fatto un progetto e una decisione senza criterio, non solo senza contattarci, perché anche se ci avessero contattato sarebbe stata una scelta scellerata. Qualche giorno fa sono stati anche a Palazzo Vermexio, ma l'amministrazione sembra voler proseguire per la stessa strada, perché cambiare area potrebbe significare perdere i fondi. Invece di lavorare per trovare un'alternativa, visto che gli è stata data una proroga fino al 2028, ancora continua a dare disagio ai residenti. Una buona amministrazione, da buon padre di famiglia, deve valutare tutte, a 360 gradi tutte le problematiche. Ma la manifestazione non è solo per dire no al CCR, almeno in quest'area. I residenti vogliono che ci sia più cura per il quartiere, a loro dire abbandonato. Sicuramente più di quello al quartiere che da anni è stato abbandonato al suo destino, non ci sono servizi, non ci sono appunto, non c'è manutenzione ai servizi che quei 2 ci sono. Chiediamo decoro, chiediamo delle strade pulite, dei marciapiedi alberati, dei giochi e dei parchi per i bambini. E se la situazione non dovesse cambiare, non si tirano indietro all'ipotesi di altre manifestazioni. Andiamo sull'Etna, c'è un aggiornamento. La presenza di attività stromboliana dai crateri dell'Etna è stata osservata assieme a una debole emissione di cenere dalle telecamere del sistema di sorveglianza dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Catania. Il fenomeno è circoscritto alla zona sommitale del vulcano più alto d'Europa. Continua a essere moderatamente alimentata la colata che fuoriesce dall'8 febbraio scorso dalla frattura che si è aperta alla base della Bocca Nuova, quota 3.000 metri, e il cui fronte avanzato staziona, quindi è fermo, intorno ai 1.800 metri. Il tremore vulcanico registra i livelli di energia in risalita del magma nei condotti interni dell'Etna e appunto sono in risalita passando da valori medio-bassi a valori medio-alti. Gli esperti dell'INGV hanno mantenuto il bollettino di avviso per il volo, si chiama Vona, di colore arancione, che comunque non impatta sulla piena operatività dell'aeroporto internazionale Vincenzo Bellini di Catania. Adesso andiamo al cinema, anzi al Museo del Cinema di Catania, che accoglie in dono la macchina da presa OG300 inventata negli anni 20 da Gaetano Ventimiglia, operatore di ripresa che lavorò anche con Alfred Hitchcock. Orazio Longo.
Il barone Ventimiglia, così lo chiama il grande regista Alfred Hitchcock, tanto da inserirlo nei titoli del suo primo vero film, The Lodger del 1926, come Baron Ventimiglia. Ma il barone altro non era che Gaetano Ventimiglia, operatore di ripresa, definito dalla rivista francese Ciné Mirror come asso tra gli operatori più celebri. Ventimiglia era nato a Catania per poi spostarsi in tutto il mondo fino a diventare operatore di ripresa del maestro della suspense Hitchcock nel suo periodo inglese. Sono passati 100 anni da allora e a Catania è tornato un pezzo di quella storia, la macchina da presa OG300, inventata da Ventimiglia e ora donata dai suoi nipoti al Museo del Cinema della città, dove sarà presto esposta in modo permanente. Poi la macchina è stata perfezionata, infatti ci sono disegni di vario tipo e poi alla fine è arrivata la forma definitiva. Credo che se ne stiano stati fatti un paio di esemplari, ma gli altri sono spariti, questo è l'unico rimasto. Questa è un'innovazione, cioè questa si carica uno chassis, infatti probabilmente gli accessori erano più chassis, per cui c'era quelli che caricavano la pellicola per fare più velocemente. Oltre alla OG300, Ventimiglia diede anche vita alla fortunata VistaVision, cinepresa a scorrimento orizzontale che, modificata, venne utilizzata per realizzare diversi film, tra cui Il Gattopardo di Luchino Visconti. Giornalista pubblico e non addetto stampa, una figura da valorizzare come vero mediatore intellettuale in grado di garantire ai cittadini il diritto ad essere correttamente informati. Durante un partecipato corso di formazione organizzato da Asso Stampa a Catania, che si è discusso del ruolo fondamentale del giornalista per assicurare trasparenza negli enti pubblici, diverso da quello del portavoce che senza vincoli deontologici è chiamato a svolgere esclusivamente comunicazione politica. Il vice segretario regionale di Asso Stampa Concetto Mannisi e il segretario provinciale Filippo Romeo hanno sottolineato l'importanza di questi corsi ed evidenziato la decisione dell'Ordine regionale dei giornalisti di sospendere in Sicilia, unica regione in Italia, la formazione continua nel mese di marzo. Ci fermiamo per una pausa, poi ritorniamo con una ricca pagina di sport. Ritorniamo in studio. Calcio, il Palermo vince a Cosenza e ringrazia i due bomber, a segno sia Brunori che poi Giampaolo, di Pierozzi la prima rete. I rosanero ritrovano il successo esterno che mancava dalla fine di settembre. Marco Gulla. Occorreva un solo risultato e il Palermo lo ha ottenuto. 3-0 a Cosenza e 3 punti decisamente importanti per la squadra rosanero, che torna a -2 dalla zona playoff e salva la panchina di Alessio Dionisi, Pierozzi, Brunori e poi Ampalo, le firme di un pomeriggio positivo per il Palermo, che torna in careggiata dopo 2 pareggi amari con Spezia e Mantova. Dionisi, nonostante le assenze, non cambia modulo, ma è il Cosenza a ringhiare nei primi minuti. Artistico ha subito la palla del vantaggio, ma Audero salva. Il Palermo inizia malissimo, costruzione dal basso sbagliata di Blen, cross per Artistico che va a botta sicura di testa, miracolo di Audero, poi ancora occasione Cosenza, ancora Audero. Il Palermo però si sveglia al 30° e sempre con il solito Verre, che confeziona un grande assist per Pierozzi, che segna e porta in vantaggio i siciliani. La banda di Dionisi si scioglie e inizia a giocare meglio. Brunori e poi Ampalo cercano l'intesa. Ripresa, il Cosenza prova a pareggiarla, ma ha poca precisione dalla 3/4 in su. Ci sono spazi quindi per il Palermo. Al 54° tocco di Dorazio di mano in aria, si va al VAR ed è calcio di rigore. Brunori trasforma con freddezza. 0-2. Cosenza che si sgonfia ulteriormente, così al 65° Verre apre per poi Ampalo, gol da attaccante vero. 0-3 e 3 punti in ghiaccio per il Palermo, che dopo i cambi rischia solamente nel finale con Gargiulo che colpisce il palo. Non c'è più gara, rosanero che alzano le braccia al cielo e portano a casa 3 punti d'oro, la vittoria che serviva per riportare il sereno in casa rosanero. Il Catania, falcidiato dagli infortuni, pareggia 1-1 ad Altamura. La dirigenza si lamenta per le decisioni arbitrali che hanno portato ad un rigore non concesso e all'espulsione di Stoppa. Sentiamo Marco Carli.
Nell'1-1 di Altamura, secondo pareggio consecutivo per il Catania, c'è molto da raccontare. L'aspetto agonistico, gli infortuni, ormai filo conduttore della stagione etnea, ma anche i casi arbitrali con il rigore non fischiato su stop e l'espulsione del giocatore rossazzurro. Decisioni entrambe contestate dal Catania attraverso le parole del vicepresidente Grella, che si è presentata ai microfoni a fine gara. I rossazzurri arrivano al match del D'Angelo privi di 6 elementi, a cui si aggiungono anche Di Tacchio, problema al costato, Allegretto, fastidio muscolare, e Inglese, infiammazione tendinea. I primi due non vanno neanche in panchina, il secondo sì, ma solo per onor di firma. Toscano sceglie Montalto dall'inizio e Gega in difesa, che colpisce di testa in avvio trovando Viola. Sul ribaltamento di fronte Leonetti si ritrova tu per tu con Dini, con il portiere bravissimo ad evitare il vantaggio dei padroni di casa. Vantaggio che arriva però poco dopo la metà del tempo. Celli si fa sorprendere da Rolando, rigore e trasformazione impeccabile proprio di Leonetti. Il Catania ha poco ritmo e gli serve maggiore qualità. La trova in Jimenez, che conquista una punizione e tiro di Montalto parato da Viola. Nel finale di tempo è protagonista ancora l'ex Atalanta Under 23, che lancia Celli, il difensore rimedia all'errore precedente, supera Mané e crossa a centro area e rompe Jimenez, che di testa manda in rete per l'1-1 all'ultimo secondo di gioco. I rossazzurri partono bene anche nella ripresa, costruiscono una bella occasione con Frisenna, che in scivolata manda di poco fuori un cross di De Rose. Gli etnei si fanno vedere anche con De Paoli in avanti, ma perdono Guglielmotti per infortunio di natura muscolare. Dall'altra parte Palermo, nuovo entrato, a non concretizzare in almeno 3 circostanze la possibilità del vantaggio biancorosso. Nel finale arriva anche l'episodio, anzi il doppio episodio, che fa infuriare la dirigenza etnea. Stoppa cade in area dopo essere stato affrontato da Rizzo, sarebbe rigore, ma l'arbitro fa proseguire. A pallone lontano i due entrano di nuovo a contatto, Rizzo va a terra, un tuffo, dice Toscano, l'arbitro richiamato dall'assistente espelle il numero 21 del Catania per fallo di reazione e richiama le lamentele etnee. Nel finale ci devono rispettare, dice Grella, ci mancano 10 punti. Il Catania torna a casa con un pari, adesso Toscano dovrà trovare le soluzioni fra infortunati e squalificati per la prossima partita, ma oggi a dominare in casa etnea è solo la rabbia. E ora sentiamo le dichiarazioni infuocate di Grella subito dopo la gara, il vicepresidente rossazzurro contro i torti arbitrali. Sentiamolo. Siamo stufi, ho sentito il presidente, non l'abbiamo mai fatto, abbiamo sempre cercato tramite i canali corretti. Si vede che questi canali corretti non portano a niente e la nostra frustrazione e delusione è al limite. Questo club investe milioni di euro e noi vogliamo essere tutelati. Io sono stufo, sono veramente stufo e arrabbiato nella presunzione e la mancanza di rispetto al nostro club. Abbiamo immagini che fanno vedere chiaramente è un rigore nettissimo, è un'espulsione che francamente mi lascia senza parole, e volevo trasmettere questo messaggio perché veramente siamo stufi e non ce lo possiamo più permettere di avere questi torti che a somme di hanno fatto sì che il nostro club ha perso tantissimi punti. Stiamo parlando di più di 10 punti, la nostra classifica avrebbe tutto un altro aspetto in questo momento, poi aggiungiamo tutto il resto, ma intanto meno 10 punti voglio vedere a qualsiasi squadra se questo non crea un danno. Io sono stato sempre una persona molto collaborativa con la terna arbitrale, ho preso un'espulsione a Monopoli inesistente, mi sono stato zitto, ho preso la giornata di squalifica, oggi però è troppo, possono sbagliare anche gli arbitri, ma così in modo evidente poi comprometti un campionato, comprometti l'andamento di una partita, i sacrifici di una società, i sacrifici dei tifosi che vengono a seguirti, e non va bene. Domani sera al Francoscoglio derby tra Messina e Trapani, in palio punti pesanti per i rispettivi obiettivi della salvezza e dei play-off. Sergio Colosi. Sembra quasi un paradosso per quanto vissuto in settimana, ma il Messina, battendo domani sera il Trapani, ha la grande occasione di agganciare la Casertana, sconfitta in casa dall'Avellino, e avvicinarsi al Latina, fermato dal Benevento. Se poi, come sembra, Turris e Taranto dovessero essere escluse dal campionato, il Messina perderebbe 9 punti, ma i campani 10. Siamo però nel campo delle ipotesi, perché la crisi giallorossa è ancora più grave di sopravvivenza, senza una società alla
alla guida. Cissé è scomparso, di Alaimo non c'è traccia, come di Sciotto, mentre Mannino e Franza hanno dato disponibilità a rilevare il Messina, ma a costo zero da Sciotto, evitando possibili code in tribunale. Quanto basta per credere che difficilmente il Messina riuscirà a salvarsi, prima di tutto fuori dal campo. Problemi di altra natura per il Trapani, sempre più altalenante nelle prestazioni, ma in piena corsa per i play-off. Peloritani con Buchel recuperato e Costantino dall'inizio, forse in coppia con De Sena. Attacco granata con Anatriello a guidare la pattuglia degli ex di quest'anno, insieme a Pavone da una parte, Crimi e Gelli dall'altra. Bene, questa era l'ultima notizia. Il TG Sicilia finisce qua. Io vi lascio alla programmazione di Antenna Sicilia e vi auguro un buon proseguimento di serata. Arrivederci.